Buonasera, questa sera abbiamo già parlato di Garibaldi, di 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Questa sera voglio parlare del nostro inno. Dopo la performance di Benigni al Festival di Sanremo, dove ha cantato e commentato le parole del nostro inno, appunto, molti hanno conosciuto un po' meglio. Lo hanno conosciuto un po' meglio. Molti italiani lo conoscono perché viene suonato prima degli incontri delle nostre nazionali sportive e anche durante le premiazioni di gare sportive importanti, naturalmente. Ma non tutti conoscono la genesi, la storia di Fratelli d'Italia. Ad esempio, sapete che la nostra Repubblica non ha ancora adottato ufficialmente un inno nazionale? Qualcuno si chiederà come sia possibile e soprattutto perché tutti sono convinti che lo sia. È una storia curiosa che merita di essere raccontata. Come molti sanno, Fratelli d'Italia nasce nel dicembre del 1847 con le parole di Goffredo Mameli e le note di Michele Novaro e originariamente veniva chiamato il Canto degli Italiani ed è un testo che inneggia al riscatto degli italiani. La prima occasione in cui viene eseguito è durante le cerimonie per l'anniversario della cacciata degli austriaci da Genova, avvenuto nel 1746. Il testo viene poi cantato dai volontari genovesi che accorrono durante le 5 giornate di Milano, avvenute tra il 18 e il 23 marzo del 1848 sotto la guida di Carlo Cattaneo, in cui vengono cacciati gli austriaci dalla città. All'inizio dunque Fratelli d'Italia è un testo cantato dai repubblicani e tale rimane. È un testo che Giuseppe Verdi, e questo è molto importante, giudica più adatto ad essere un inno che non il coro del Nabucco, come invece pensano molti leghisti. È giusto sapere che Verdi, chiamato a Londra nel 1864 per eseguire in occasione dell'esposizione universale l'Inno delle Nazioni, l'Inno delle Nazioni, alla richiesta di inserire il Va Pensiero insieme alla Marsigliese dei francesi e al God Save the King degli inglesi, Giuseppe Verdi si rifiuta e preferisce eseguire Fratelli d'Italia, che giudica più degno di essere l'inno italiano. Giuseppe Verdi giudica più degno Fratelli d'Italia di essere l'inno nazionale. Ogni tanto studiare la storia non farebbe male, soprattutto si eviterebbe di inventare dei miti inesistenti. Nella seconda metà dell'Ottocento e oltre, Fratelli d'Italia è molto popolare, ma viene osteggiato dai Savoia. L'inno ufficiale del regno è, come molti sanno, la Marcia Reale. Ma già nella guerra libica del 1911-12 le parole di Mameli sono di gran lunga quelle più diffuse tra tutti i canti patriottici e la stessa cosa accade durante la Prima Guerra Mondiale. Dopo la marcia su Roma e la nascita della dittatura fascista assumono grande importanza i canti fascisti. I canti risorgimentali sono tollerati fino al 1932, quando il segretario del partito, Achille Starace, vieta qualunque canto che non faccia riferimento al duce o alla rivoluzione fascista. Il governo italiano, dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, adotta come inno la leggenda del Piave. Finita la guerra, instaurata la Repubblica con il referendum del 2 giugno del 1946, l'Italia si trova senza inno. Così, nella foga di averne uno da far suonare in occasione del successivo 4 novembre, festa della vittoria della Prima Guerra Mondiale, il 12 ottobre del 1946 il Consiglio dei Ministri acconsente all'uso provvisorio di Fratelli d'Italia come inno nazionale, anche se alcuni vorrebbero confermare la leggenda del Piave e mentre altri vorrebbero Va Pensiero. E quella decisione non è diventata ancora mai definitiva, è sempre provvisoria. Il 23 gennaio 2006 è stato discusso nella Commissione Affari Costituzionali del Senato un disegno di legge che prevedeva l'adozione di un disciplinare circa il testo, la musica e le modalità di esecuzione dell'inno Fratelli d'Italia, proposta mai poi rimasta agli atti per fine legislatura. Il 18 luglio, sempre del 2006, all'apertura della nuova legislatura è stata presentata una nuova proposta che prevedeva la modifica dell'articolo 12 della Costituzione italiana, entrata in vigore il 1 gennaio, come sappiamo, del 1948, che dice: la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a 3 bande verticali di uguali dimensioni. E la proposta vuole che si aggiunga un comma che recita così: l'inno della Repubblica è Fratelli d'Italia, ma il provvedimento è ancora fermo in commissione e ancora oggi si trova lì. Ecco perché il nostro Paese non ha ancora un inno nazionale definitivo.
Arrivederci a mercoledì prossimo.